Buonasera e ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Campionati regionali di prove multiple congiuntamente al Veneto, ad Agordo, in provincia di Belluno. Alberto Nonnino del Malignani Libertas ha migliorato il record regionale di Daneluti, 6.266 punti, portandolo a 6.400 punti. Questi i parziali: 100, 11,44, lungo 6,64, peso 13,20, alto 1,89, 400, 54,76, 110 ostacoli 15,17, disco 34,59, asta 3,70, giavellotto 39,4 e 1.500, 4, 58,68. I suoi margini di miglioramento sono comunque ancora notevoli in molte gare. Nell'Heptathlon allieve vittoria di Tea Civardi del Bor Atletica Trieste con un bottino di 4.294 punti, inficiato dal vento. Il regolamento infatti prevede che nelle gare dei 100, 200, 110 ostacoli, 100 ostacoli e lungo si faccia la media del vento rilevato e che tale media debba essere inferiore ai 2 metri al secondo. Livello tecnico molto alto al meeting organizzato dal CUS Trieste e dalla Trieste Atletica. Aurora Berton della Libertas Friuli Palmanova sfreccia sul traguardo dei 100 della pista del Grezar in 11,59, che le vale il nuovo record regionale promesse che già le apparteneva dall'anno scorso con 11,63. Il record assoluto di Giada Gallina è ora a soli 3 centesimi. Velocissimi anche i 100 maschili vinti da Fabrizio Ceglie, Assindustria Padova, cresciuto nella Libertas Friuli Palmanova con 10,56 davanti a Michael Fichera della Triveneto in 10,74. Trieste Half Marathon trionfano Michele Palamini e Fransignio Bucundi. Sono loro i vincitori della 25esima edizione della Trieste Half Marathon. Palamini con il tempo di 1 ora 4 e 37 e in campo femminile la burundiana Fransignio Bucundi in 1 ora 13 e 55 hanno messo in fila i 1.500 partecipanti che si sono affrontati sulla strada costiera con lo spettacolare arrivo in vista del castello di Miramare. La pioggia, presente sin dalle prime battute, si è fatta per fortuna sottile nella parte centrale della gara e non sembra avere infastidito l'atleta bergamasco in forza al gruppo alpinistico vertovese che ha avuto la meglio a pochi metri dal traguardo sul favorito Said El Otmani del GS Esercito che ha chiuso in seconda posizione in 1 ora 4 e 41. Terzo il marocchino Hicham Boufas, International Security, che ha tagliato il traguardo in 1 ora 4 e 55. La gara femminile è stata la fotocopia di quella maschile, con le atlete partite in gruppo e poi distanziatesi negli ultimi chilometri, favorendo allo sprint finale la Niomukunzi, Atletica Castello, che ha battuto l'etiope Belay Adissalem Tegen dell'Atletica Saluzzo, giunta seconda in 1 ora e 14 netti. Ben distanziata in terza posizione la ruandese Adeline Musubiezu, Atletica Dolomiti Belluno, che ha chiuso in 1 ora 14 e 51. Prima delle italiane Lorenza Beccaria, Atletica Saluzzo, settima in 1 ora 16 e 15. La 21K è stata organizzata dalla rinnovata APD Miramar in collaborazione con Trieste Atletica e con la co-organizzazione del Comune di Trieste. Il polisportivo Vittorio Morandini di Remanzacco, tirato a lucido per l'occasione, ha ospitato i campionati regionali di staffette per cadetti cadette, allievi e allieve. La Libertas Grions Remanzacco ha organizzato la manifestazione, che era valida anche per la qualificazione ai campionati italiani, malgrado la pioggia che non ha certo favorito prestazioni tecniche da ricordare. Saranno però ricordati i vincitori dei titoli regionali, perché quelli restano, mentre i record sono destinati a cadere. Molti partecipanti e malgrado il clima qualcosa di positivo si è visto prevalentemente nel settore assoluto. L'Atletica Malignani Libertas Udine ha piazzato un buon 42,72 nella 4% con Honsel, Koren, Giavanato e Cerdigoi, 3 ostacolisti, precedendo gli junior di Bruniera 43,60 e ha poi bissato con 3,20,61 nella staffetta del miglio con Zanchetta, Nicosia, Chiarvesio e Giovanato davanti alla Trieste Atletica 3,21,05 e al GS Natisone 3,26,60. Tra le donne un bel 47
17,92 della Libertas Friul Palmanova, che dopo la Quargnal, la Menotti e la Lepre schierava la velocista del momento Aurora Berton. Alle loro spalle il CUS Trieste, 48,71, e le Junior di Brugnera, 49,16. Il CUS si è prontamente preso la rivincita nella 4x4, schierando Girardi, Stanissa, Urti e Pizzo e chiudendo in 3,57,05. Seconde le promesse del Malignani Libertas, 4,1,61, e a seguire le Junior di Brugnera, 4,9,39, e la Triveneto Trieste, 4,9,63. L'Atletica Brugnera Friuli-Tagli realizza una doppietta con gli allievi, 45-32 per Furlanetto, Calcinotto, Tommasi e Basile nella 4% e 3-37-31 per Basile, Zen, Zanon e Furlanetto nella 4x4. Tra le allieve nella staffetta veloce si impone il CUS Trieste in 49-36 con Girardi, Fanzella, Bazzana e Camossi, mentre la società di casa Libertas Grions e Remanzacco ha la soddisfazione di vincere il titolo della 4x4 in 4, 14 e 39, schierando Alice Beltramini, Giorgia Treppete, Veronica De Ecker e Jennifer Fracastoro. Molte speranze dei tecnici della società locale erano riposte in questo quartetto. Sentiamo quello che ci aveva detto in precedenza Tommaso Pascolini. Siamo molto contenti di essere riusciti a ospitare la manifestazione dei campionati regionali di staffette, che nonostante il Covid vede la partecipazione di 395 atleti, 485 atleti gara. Quindi per noi è uno sforzo organizzativo sicuramente importante, ma ci dà tantissima soddisfazione perché col team della Libertas Grions, grazie all'aiuto della Maratonina Udinese e dell'Aurora Buonacquisto, siamo riusciti veramente a allestire una manifestazione in assoluta sicurezza. Speriamo di vedere bei risultati, qualcosa si è già visto, anche noi come società partecipiamo con diverse staffette, sia in ambito giovanile sia nel nostro ricostituito settore assoluto. La 4x4 allieve sicuramente sarà da tenere d'occhio, ma anche la 4x4 degli seniores più grandi. Un'altra outsider, grazie ai forti allenamenti che Emiliano Vidussi, il nostro tecnico, conduce al campo, è quella della 3x1000 cadetti. Anche lei aspettiamo questa staffetta, diciamo, con trepidazione. Speriamo che continui così e che Giove Pluvio ci dia una mano, perché questa manifestazione sicuramente merita un po' di fortuna, visto che dopo tanto tempo siamo tornati a mettere le scarpe chiodate. Come detto, non ci sono stati crono di grande rilievo, ma la stagione è appena iniziata e ci sarà tempo per migliorare, a partire da Pordenone la settimana prossima, dove ci saranno ancora le staffette assolute. Nelle categorie cadetti decisamente meglio le donne, con la Libertas Sacire che si impone nella 4% in 51,60, con Lucchese, Masetti, Frare e Marchi, e la Libertas Porcia che trionfa nella 3x1000 con Bruno, Coppatte e Miatto in 10 minuti 4,37 davanti alla Trieste Trasporti, 10 minuti 13 e 38 e alla Triveneto 10, 32 e 22. La Sport Academy di Giada Gallina stravince la 4% in 47,40, Ruggiero, Comarin, Monaco e Manfrini, mentre la Sportiamo Trieste non ha problemi nella 3x1000, 8, 57 e 67 con Coppola, Manzin e Cafagna. Argento alla Trieste Atletica in 9, 8 e 0,1, Fratnik, Romanelli e Gerbek, e bronzo per la Libertas Grions Remanzacco, Matteazzi, Cuberli e Cariola in 9, 9 e 50. Peccato che non si siano potute inserire le staffette ragazzi, ma l'autorizzazione a far gareggiare i tredicenni è arrivata solo nella tarda serata del giorno prima. Le premiazioni si sono svolte al termine di ogni singola prova per evitare assembramenti e si sono alternati alla consegna dei riconoscimenti il sindaco di Remanzacco Daniela Brizz con il delegato allo sport Lino Granzon, il presidente della FIDAL di Udine Massimo Patriarca, il vicepresidente della Libertas Provinciale Venanzio Ortis e quello della società organizzatrice Cristian Cantarutti. Le parole di Ortis e del primo cittadino di Remanzacco. Ascoltiamo. Siamo qua al campo di atletica di Remanzacco per l'esordio stagionale col campionato regionale di staffette. Il tempo non ci aiuta, ma il movimento atletico è tutto presente, il movimento atletico regionale. Questo mi fa molto piacere, il piacere è doppio perché è una Libertas del territorio, la Libertas Grions Remanzacco, che opera in questo sito
sta crescendo sempre di più con l'attività e con le organizzazioni. Questo mi fa molto piacere come responsabile provinciale del Movimento Libertas, nonché dell'atletica. Buongiorno a tutti, è con grande piacere che oggi sono qui al nostro polisportivo Morandini per assistere a questa meravigliosa gara, un campionato, e finalmente il nostro polisportivo riapre i battenti. Ecco, è la prima gara in tempo di Covid, ecco, per cui io mi voglio veramente congratulare con tutti gli atleti, gli allenatori, tutti i team, ma soprattutto con la mia Libertas Grions Remanzacco, che ha saputo gestire questa bellissima manifestazione applicando tutti quelli che sono i protocolli anti-Covid, per cui questo deve essere veramente l'esprone che si riparta all'insegna dello sport con i valori dello sport che sono rispetto, quindi richiamo sempre al rispetto delle regole, condivisione, e vediamo tanti giovani, per cui qui c'è veramente il futuro, c'è l'energia dei giovani e con questa energia affrontiamo il futuro. Ecco. Le regole anti-Covid che disciplinano l'attività non permettono ancora la presenza di pubblico sugli spalti, ma gli irriducibili hanno seguito le gare dall'esterno dell'impianto, mentre i più ardimentosi, saliti sugli alberi, hanno goduto di una vista aerea. La costante sanificazione del sito e dei materiali hanno messo alla prova l'efficienza della società organizzatrice, che ha risposto molto bene. Verranno tempi migliori, ma nel frattempo è importante che si riprenda a correre, saltare e lanciare. Grazie per la cortese e fedele attenzione. Arrivederci a lunedì prossimo.